Tutto nasce nell'ottobre del 23 a Modena, a un convegno nazionale dove io ero sceso a Modena con 12 ragazzi giovani e tutti si lamentavano perché nella loro provincia non davano spazio ai giovani né per le idee, non li lasciavano neanche parlare. E io ho detto: ragazzi miei, state buoni, venite a Padova a febbraio e a Padova facciamo un convegno, cosa che è stata fatta. Sono venuti. Ne abbiamo preparato 12 sedie perché avevamo scelto 12 ragazzi ai quali era stato dato un tema che riguardava la responsabilità civile e penale a carico dell'amministratore. Siamo stati fortunati perché i ragazzi si erano preparati in maniera ottimale, però prima di avere il microfono in mano per parlare avevano le mani ghiacciate. Quando io li ho accompagnati alla poltrona avevano le mani ghiacciate ed erano emozionati, ragazzi che sotto i 40 anni non è che sono bambini, però ecco, è riuscito. Abbiamo fatto, nel libro viene riportato sia le interviste, il code come dite voi, gli vai sopra e vedi cosa ha detto l'intervistato, e anche le relazioni. E quello che ci tengo a sottolineare è proprio le ultime righe del libro, dove si dice che i giovani devono entrare non solo coi piedi ma anche con la testa nell'associazione, perché se non ci sono i giovani non c'è ricambio, se non c'è ricambio la NACI finisce. Questo è quello che volevo sottolineare nel libro. Ci ho dedicato parecchie settimane per fare il collage delle foto e delle interviste, però insomma è riuscito.